sul lungomare di Napoli, una città stracolma di cultura, bellezze naturali e di storia. Oggi andiamo a fare un giro qui sul celebre lungomare e vi racconterò alcune curiosità e aneddoti. Arrivando dalla zona della villa comunale oppure dalla scorciatoia di via Chiaia sita qua dietro, incontreremo per prima cosa la colonna spezzata, che è un monumento ai caduti del mare. Ci venite, approfittate per rilassarvi un po' qui. Adesso proseguiamo su via Partenope, che è tutta la zona dei ristoranti. Tutta via Partenope troveremo numerosi bar, ristoranti eccetera dove poterci fermare per fare una pausa gustosa. Senza dimenticare ovviamente il panorama con il Castel dell'Ovo in lontananza, che è immancabile. Ovviamente troveremo anche gente che fa sport come corsa oppure che va in bici, sugli skate eccetera eccetera. O qualcuno come quel signore che sta pescando. Insomma, camminando per questo lungomare troverete un ambiente super tranquillo e super rilassante e di sicuro non vi annoierete, un luogo ideale per fare delle passeggiate all'aperto. Qua davanti c'è la famosa pizzeria di Enrico Porzio, oltre che la terrazza Cimmino e altri nomi conosciuti nel panorama napoletano. Seguendo lungo via Partenope, oltre agli altri ristoranti, ci avvicineremo sempre di più a Castel dell'Ovo. E continuando a camminare, ragazzi, siamo arrivati a Castel dell'Ovo, che purtroppo è un po' pieno di impalcature, infatti stanno facendo dei lavori di ristrutturazione. Visto così non è bellissimo, ma vi assicuro che quando è possibile salirci sopra, da lassù c'è davvero un bel panorama. Comunque, non so se lo sapete, ma Napoli è stracolma di leggende e una di queste riguarda anche Castel dell'Ovo, che magari un giorno vi racconterò. Purtroppo in questo periodo la città è stracolma di transenni ovunque, infatti anche tutta questa zona è transennata. Peccato, perché altrimenti sarebbe stata molto più bella questa camminata. Qui abbiamo poi le scale Lucio Dalla che portano al porto e al circolo dei canottieri. Andando a camminare poi arriviamo alla Fontana del Gigante, che ha una storia che è dell'incredibile. Praticamente, oltre ad avere tanti elementi interessanti, questa fontana è stata anche spostata tantissime volte dalla sua locazione originaria ed è poi finita ad essere localizzata qua, ma magari vi racconterò anche questo. Oh, vabbè raga, muoio, hanno fatto un campo, probabilmente giocano a pallanuoto, una cosa del genere, non lo so, non sono esperta. Con tutta questa vista dietro che è fenomenale. Comunque proseguiamo la nostra passeggiata fino alla pedana lì, che è un altro punto interessante se passate per Napoli, e a breve vi spiego il perché. Ecco raga, questo è esattamente il motivo per cui è interessante questa pedana. Praticamente da qui partono questi tour in barca che arrivano fino a Castel dell'Ovo, che sta di là, e in pratica così facendo vi fate il vostro giro in barca turistico. Sembra scontato dirvelo, ma se il giro in barca ve lo fate al tramonto avrete delle riprese spettacolari. Arrivati a via Cesario Console. È proprio da qua, da via Cesario Console, che si conclude la nostra passeggiata di oggi. Ovviamente il lungomare è molto più ampio, molto più lungo e potete trovare tante altre cose, ma questo lo lasciamo ad un futuro video. Io spero che questo video vi sia piaciuto e per non perdervi altri contenuti vi invito ad iscrivervi.